È stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Cipirrello, vicino Palermo, una persona di 47 anni del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina. I militari nei giorni precedenti hanno notato un sospetto via vai nei pressi dell'abitazione dell'indagato, in particolare durante le ore serali, predisponendo un mirato servizio antidroga nel comune di San Cipirrello. All'interno della casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono state rinvenute 70 dosi di cocaina destinate alla vendita al dettaglio. Lo stupefacente è stato ritrovato all'interno del congelatore, dove l'indagato avrebbe tentato di nascondere la sostanza nel tentativo di occultarne la presenza all'arrivo dei carabinieri. Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata la somma di 1.600 euro ritenuta provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla sua pizzeria, che il 47enne gestiva, dove è stata rinvenuta nascosta in un intercapedine una pistola calibro 38 con matricola a brasa e con caricatore con 8 proiettili perfettamente funzionante. L'arresto dell'uomo è stato convalidato al giudice per le indagini preliminari di Palermo, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere dello stesso, che è stato associato presso la casa circondariale di Pagliarelli. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare 1 migliaio di euro. Verrà analizzata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. L'arma con matricola a brasa è stata invece inviata al raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina, RIS, per gli accertamenti balistici, dattiloscopici e biologici, finalizzati a verificare la provenienza dell'arma e se la stessa sia stata utilizzata in qualche occasione.